Le baby gang ci sono ancora. Si parla di mafia nigeriana, continuano risse e reati vari ce ne sono e di conseguenza secondo me c'è qualcosa che non va in questo momento a Mestre. La mafia nigeriana sarebbe tornata operativa con un traffico di stupefacenti che avviene anche alla piena luce del giorno, sia nella centrale piazza di Sant'Antonio a Marghera che in via Camarcello a Mestre. Parte da queste premesse l'interrogazione a risposta scritta al sindaco Luigi Brugnaro, presentata da Ottavio Serena, già generale dei Carabinieri ed ora consigliere comunale nel gruppo misto, oggetto sicurezza e controllo del territorio. Ci vuole un coordinamento che parte addirittura da un'azione con Roma. Ci sono gli organici delle forze di polizia che sono al di sotto del 10%. Cioè, non è sufficiente dire incrementiamo i vigili da 375 che erano nel 2015 a 530 che sono adesso, li portiamo a 700. Cioè, non dobbiamo fare praticamente la gara con le altre città a superare il rapporto vigili-popolazione. Se non lo è già, la sicurezza potrebbe tornare ad essere un nervo scoperto dell'entroterra veneziano. Nell'interrogazione Serena chiede anche come siano compatibili i dati forniti nella relazione sulla performance 2019 del Comune di Venezia, che descrivono una situazione di incremento della sicurezza, con i fenomeni criminali descritti dai media e segnalati dai cittadini, lanciando infine un appello sul servizio di controllo di vicinato. Sembra quasi che sia stato abbandonato a se stesso, cioè c'è il controllo di vicinato che continua a non avere risposte dal Comune e quindi è stato abbandonato tutto il settore, anche perché il controllo di vicinato opera sul territorio in diretta collaborazione con i vigili e quindi il loro apporto è fondamentale, va comunque rivisto e ripristinato come era una volta.